complimenti per questa iniziativa. Credo che Martis sia nella strada giusta, cioè scommettere sul confronto, sul dibattito, sulle contaminazioni che le diversità politiche e culturali producono. In sintesi, la forza delle idee piegano e forzano la realtà. Questa è la scommessa di IRS. E un altro fattore, credo, positivo di questa vostra scelta sia la lista unica. Anche noi a Bari è quasi un paese fotocopia, più o meno 600 abitanti, Martis suppongo sia su quelle cifre. Da quando noi abbiamo progettato e realizzato la lista unica si è creato un clima, e ne vedremo le conseguenze positive anche più avanti sicuramente, un clima di aggregazione, di collaborazione. La collettività sta a Bari, questa è l'esperienza che stiamo vivendo noi, piano piano riaggregandosi dopo un processo di frantumazione dato anche dallo scontro politico tra parentesi. Era semplicemente far schierare metà di un paese con le segreterie provinciali e l'altra metà paese, e noi siamo guerrare dice il centrodestra asfaltava meglio del centro-sinistra, il centro-sinistra cambiava meglio le lampadine del centro-destra, insomma, banalità che per anni noi ci siamo caduti dentro in questa trappola. E penso che queste due scelte politico-aggreganti, come prima, no? Formazione della lista unica, e secondo, scommettere sulla cultura e sulla forza delle idee, perché le idee piegano e manipolano e danno traiettorie di senso a questa realtà per noi oramai senza senso, non è más un ideas. Le idee incidono fortemente sui nostri destini, e questo è un punto assolutamente base. Zizi prima, una visione differente dall'esistente che noi abbiamo vissuto diventa automaticamente pragmatico, diventa la concretezza, realtà. Quel flusso di miliardi che sta partendo dalla Sardegna, ricchezza pura, purissima, tramite le energie cosiddette rinnovabili, che noi vogliamo fortemente e crediamo e scommettiamo su quella ricchezza, quel flusso di denaro è pari a 1 miliardo di euro all'anno. 750 megawatt installate oggi portano via dalla Sardegna 1 miliardo, e rimane complessivamente qui lo 0,6%. Noi usiamo questa metafora delle torri eoliche come i simboli nuovi di un nuovo saccheggio in collaborazione con la classe politica sarda, investitori stranieri, che è collaborazione della classe politica sarda, dal primo sindaco sino all'ultimo assessore regionale. Fanno cinghia di trasmissione e un saccheggio totale di ogni settore. 1 miliardo è superiore all'incasso del Banco di Sardegna. Il Banco di Sardegna nel bilancio 2010-2011 viaggia intorno ai 44 milioni di euro. Su Banca Sardegna. Qui abbiamo 1 miliardo. Potremmo avere una banca nostra che sforna 1 miliardo tutti i santi giorni. Per avere la misura concreta, pragmatica, reale,
La Tirrenia costa 380 milioni di euro. No, è una fesseria rispetto al miliardo, che quello è ogni anno. Avendo noi la gestione dei beni collettivi, dove spiega bene nel suo meraviglioso libro Elinor Ostrom, premio Nobel, sulla gestione collettiva dei beni, e noi parliamo di questo. Anche oggi, l'acqua, il sole e il vento, sorge una domanda: di chi è? Questa ricchezza di chi è, se non la nostra? Della Edison, della Enel Green Power, degli spagnoli di Alcione, che tra un po' avranno l'acqua in mano nostra. Questa è tutta roba nostra, è ricchezza dei sardi, che cambierebbero completamente i destini dell'isola, solo quello. Però va una logica infernale, che è un prodotto culturale. Recentemente è stato trovato un bacino di metano nel Golfo di Oristano pari a 3 miliardi di metri cubi. Questo è quello che hanno censito, 3 miliardi. Bene, e te primus. Invece di sfruttarlo noi, chiamiamo i poveracci fratelli Moratti e regaliamo la concessione dell'estrazione di questo metano, pare intorno ai 500 milioni di euro, anzi 1 milione di euro, un misero milione di euro, proprio un gesto inaccettabile. Devi presi, cioè 1 milione, danno 1 milione e si gagnano a mulos, ma perché è la verità. E questo non era villaggio. Fa bene villaggio a offenderci, perché ce la meritiamo tutta, perché siamo un manico di coglioni, che ci offendiamo quando non è una battufesseria del suo genere, ma non diciamo una lira, nulla, non spendiamo una lira su questo tipo di oltraggio, di saccheggio, di attacco alla nostra dignità. Perché oggi noi siamo i più grandi costruttori del nostro disonore. Intanto siamo mudos, tutti, in silenzio. Negli ultimi 40 anni stiamo subendo uno dei peggiori attacchi, un attacco concentrico, un attacco forsennato dalla parte dello Stato italiano contro la Sardegna, con la collaborazione di tutti noi. Noi sì, le responsabilità non sono degli italiani cattivi. Non c'è il rapporto Israele-Palestina, no, e noi non lo bombarda niuno. Però c'è stato un processo di acculturazione e di sottomissione che ne stiamo pagando gli effetti adesso. Cioè, che tu immantannos di esperienza nell'ambito pressoché coloniale, che è una cosa normale. Quello che ha fatto l'Italia in Sardegna l'hanno fatto tutte le potenze coloniali nel mondo. A partire dalla lingua, a partire dalla religione, a partire dalla storia. L'equazione che grazie all'Italia noi morimmo di fame è crollata, si è sbriciolata, soprattutto come te arriva questa crisi. Che la crisi, guardate bene, se in Italia ha un rapporto da 0 a 10, qui ha un rapporto da 0 a 100. Ogni società che ha un deficit strutturale come la Sardegna, non può dimenticare mai che siamo un'isola, quindi produrre nell'isola costa dal 15 al 20% in più, non lo dico io, ma lo dice la relazione annuale che fa il CREMOS, l'Istituto di controllo dell'economia della Sardegna, guarda che produrre in noi costa dal 15 al 20% in più. È un miracolo che ancora siamo in piedi, ma siamo in piedi ancora probabilmente per alcuni mesi, non di più, probabilmente per qualche anno, perché il disastro che sta provocando fanno bene, non meritiamo altro, penso che meritiamo l'accademia, un popolo, non ci accontentiamo di tutti, anche di me e anche di me, noi non ringraziamo nessuno. Scusa, capito un attimino, loro sono aperti al confronto, al dibattito, però ti ho già detto poco fa, aspettiamo un po', segnati quello che devi dire e glielo dici.
anche loro devono fare un discorso, devono fare un filo. Loro sono anzi di quelli che vogliono questi tipi di dibattito, te l'ha detto sia Andrea e sia Capino. Però attendiamo un po', facciamogli finire giustamente l'esposizione della loro idea, però attendiamo un po'. Grazie. Scusa Capino. Sì. Quindi ritorniamo all'inizio, sulla forza delle idee. Diciamo che questa situazione nostra è figlia di un prodotto culturale. Dai minores hanno insegnato a noi la vergogna di parlare in italiano, la vergogna della nostra storia. Noi siamo nati tutti i popoli del mondo, sono passati in noi, noi siamo dato battere il passo e non cani cultura. Questa mostra che ha esposto oggi il ricercatore Paolo Valente Potiche dimostra il paradosso della nostra cultura. Cioè noi abbiamo trovato negli studi archeologici delle navicelle. In tutto il mondo le navicelle mi pare che servano a navigare. Beh, noi lo sono raccontato di Boghetto di Montano, so che le navicelle non servivano ai sardi per navigare, ma per bruciare olio in onore agli dei. E su bello lo chiamano creti. Come chiamano creti di Buru, che due è inferiore a 1. In tutto il mondo a me pare che 2 sia più di 1. Beh, in 9 no. In 9 non sono raccontati ai Chile, a Fairano in Salvo e i Chile bonus italiani. Fidate conto. Mentre si solo italiano, di questo è moderno. Cioè 1 in Sardegna vale più di 2. Cioè siamo simbesse. Cioè sono dei paradossi assurdi, ma che in Sardegna io sono convinto che se vostri mesi questo si impegnano a non raccontare che siamo attaccati all'Italia, tra poco pigrimus. No, non siamo più un'isola, siamo sulla Fracamella, all'isola d'Elba, la Toscana, si sente a causa. E i resessini hanno convinto che sulla di gusto. Per cui la rivoluzione che noi stiamo proponendo è una rivoluzione totalmente culturale. Chi passa l'inconca. Il cambiamento che sta succedendo oggi a Martis è fondamentale. Credo e sono felice e siamo contenti noi, si deve essere bene ai 9, dove si stanno sperimentando questo vulcano di idee che sicuramente ci porterà molto lontano. Semplicemente in 8 anni, quando parlare di indipendentismo una galera di figli, un frastimu, no? Che era una bestemmia. Oggi abbiamo sindaci, vice sindaci, consiglieri provinciali, ma noi cursa la misura è che parlare di indipendenza ormai è una cosa normalissima. Dopo il muro di Berlino sono nati in Europa, nella Europa moderna, 14 stati. La Catalogna ha governato sino a pochi giorni fa gli indipendentisti. In Corsica gli indipendentisti insieme agli autonomisti che sono al 40%. Si avviano a governare. In Scozia hanno la maggioranza assoluta. In Irlanda, nei Paesi Baschi. Quindi siamo in un momento, soprattutto in Europa, molto favorevole. Il Montenegro è diventato indipendente. Il Kosovo è diventato indipendente con una grossissima novità di giurisdizione nell'uso internazionale. Per la prima volta è stato applicato il principio di maggioranza e di democrazia. La maggioranza dei kosovari, il 51%, hanno fatto un governo, no? Dichiariamo l'indipendenza del Kosovo. La comunità europea, la Corte Suprema dell'Aia, ha accettato questa forma. Una forma democratica, non violenta, di grande consenso, di grande coscienza, di grande coscienza nazionale, e hanno accettato questo. Cioè non è fuori dalla legge. È contemplato tutto all'interno della Carta Mondiale della ONU, della Carta dei diritti dell'uomo, che se una nazione si autoproclama, autodecide nazione indipendente, questa cosa è perfettamente legale. Basta avere una lingua che loro ci vogliono negare e che noi ci vergogniamo di praticare, cultura propria, lingua, cultura, economia, tradizioni, storia differente da quella dell'Italia e da altre nazioni e confini certi.
Mi pare che Salacca in Sardegna sia bene il solco, no? Che ha fatto Romolo e Remo, noi l'hanno su 1000 volte più profondo, perché questo benedetto mare chi non mantiene in condizioni, no? di grande prestigio mediterraneo. Quindi semplicemente 8 anni fa questa cosa non esisteva in forme spudorate. C'erano delle forme così autonomiste che nell'81 ci hanno fatto credere che viene andando verso l'indipendenza, poi il partito che ha partorito l'idea autonomista ha tirato il remo in barca e siete adagiato. Ma non che viene disonesto, non è una misura politica quella, non vi proprio sull'oggetto dell'indipendenza. Noi lo diciamo tranquillamente, senza incontro, senza nulla, l'unica soluzione prospettiva armonica alla nostra storia è se la Repubblica sarda indipendente da arrivare in forme assolutamente non violente. E questa è la novità. Quando noi l'abbiamo presentata a Corte si fa una raduno ogni anno, la prima settimana di agosto, abbiamo vinto tutto il movimento indipendentista. 10 anni fa il clima ancora era un po' pesante, baschi, catalani, eccetera, usavano altre forme di lotta, no? E noi ci siamo andati a proporre la nascita di IRSI in forma non violenta. Non abbiamo avuto sicuramente dei grandi consensi, perché andavamo controcorrente in quel periodo, però poi hanno visto che tutti i movimenti internazionali, soprattutto europei, stanno usando le lotte della non violenza. Onorare chi, quando un'idea è fondata, è fondante, ha traiettorie del lungo periodo e del breve periodo, regge. E ora il dibattito sull'indipendenza è assolutamente centrale. La morte dell'autonomia fa presupporre altre ipotesi. Noi facciamo pure delle ipotesi anche abbastanza moderate, nel senso che noi rimaniamo assolutamente indipendenti, indipendentisti, che crediamo nella Repubblica Sarda indipendente, ma ci rivolgiamo a chi ancora indipendentista e soprattutto non lo è, in forme graduali. Cioè facciamo epicentro di questo ragionamento il concetto di sovranità. La Sardegna ha diritto a maggiore sovranità, a una sovranità totale? Questa è una domanda che noi poniamo a tutti gli altri movimenti, a tutte le altre organizzazioni politiche, e noi vediamo che molti partiti non indipendentisti assumono come principio base il concetto di sovranità. Poi ognuno lo interpreta come te, sovranità perseguimenti, sovranità fiscale, sovranità alimentare, sovranità nei trasporti, o più sovranità in termini decisionali, no? Tipo far nascere l'Agenzia Sarda delle Entrate in Sardegna è un modo per appropriarci di quelle tasse che noi stiamo regalando per 12 anni in Italia, dove nell'accordo Prodi l'ex governatore Renato Soru si dichiara che l'Italia deve alla Sardegna 10 miliardi di euro, perché per 12 anni, come l'articolo 9 cita, che i 9 decimi delle entrate fiscali, cioè IRPEF e IVA, devono rientrare in Sardegna. Curso Podegano non hanno restituito manco una lira, la somma complessiva è 10 miliardi di euro. Pensate sempre a Salirena che portava 380 miseri milioni rispetto a quelle cifre, quindi a noi ci chiediamo perché voi venite qui e chiedete altri 4 miliardi di euro tramite banche e Equitalia. Ma noi abbiamo già prestato debiti. Allora noi pretendiamo un tavolo di trattative complessivo dove chiediamo allo Stato italiano: tu restituisci i nostri 10 miliardi e noi votiamo sul batto 1 miliardo, dove almeno 3 sono in interessi usurai, oramai certificati dai nostri avvocati. E il rapporto cambia. Carnare che la Sardegna è l'unica nazione in Europa, no? Se non avesse questo rapporto di sottomissione rispetto all'Italia, con bilancio più la Francia.
caccia è meno, il Cipagna è meno, l'Italia, lo sappiamo in che condizioni è, la Grecia, eccetera. L'unica nazione in Italia, in Europa, dove ha bilancio non zero, più 6.000, sarebbe la Sardegna. E noi in quei scenari ovviamente potremo veramente cambiare le sorti della nostra esistenza, come lo siamo stati da sempre. Noi eravamo conosciuti come grandi progettatori di felicità. Veramente la Sardegna è stata per almeno 15 secoli, 1500 anni, come dimostra Poti, che magari poi farà un intervento storico su quel periodo nuragico. I noi etnologi ci permettevamo di costruire 10.000 torri a 3 piani, quando ancora i romani vini in mente Deus, quando Ramsès II sentiva Chardin lì alla pelle d'oca, con quelle navi celebri, lo sarà raccontato, Frottole, che deve mesi onorare i dei, attaccavamo la potenza militare al mondo più potente che gli egizi. I romani, noi belli sono passato i romani hanno dovuto dichiarare per 9 volte il trionfo, ma il trionfo si dichiara una volta al via, vinca sta guerra, non vinchi, no. I Cesari hanno dovuto dichiarare il trionfo 9 volte, per non sono passato i nostri amici catalani, noi abbiamo rapporti con il governo catalano, ci dicono la conquista della Sardegna è stata dura, 100 anni di guerre, è stata per noi il nostro Vietnam, e l'ultimo re, sono ancora in Tesinara, da San Luis, Martino Giovane è ancora in Gue, l'ultimo della loro dinastia, poi sono entrati in Trassamara e abbiamo perso la libertà sia noi che i catalani. Adesso invece dello guerrare, il catalano lo stiamo collaborando in modo che loro si liberino da Madrid e noi ci libereremo da Roma. Quindi il lavoro di IRS è fare un pelo e contropelo della nostra esistenza, prendendoci tutte le nostre responsabilità da sardi, rivedere anche una nuova visione della nostra storia, che è stata una storia meravigliosa, 1500 anni di indipendenza, 400 anni, no, il giudicato di Arborea ha dato lezioni scrivendo la storia, scrivendo i trattati internazionali, poi sono stati tutti adottati, scrivendo la Carta dell'ONU, delle avanguardie di pensiero, dove ancora già da allora, in pieno medioevo, quando in Europa bruciavano le donne come streghe, noi bisogna su una reina, femmina, l'articolo 25 che toccava una donna e un bambino, c'era vento, no? Una leggenda che gli strappava gli occhi, non che è leggenda, ma le leggende sempre hanno qualcosa di vero. Ma l'articolo 25 che lo caeva una femmina non consenziente veniva sgarrettato e che zoppichi e che si veda. Quindi eravamo già da allora un'avanguardia di pensiero, di tutela, no? Delle donne, dei bambini, eccetera. Ma noi non hanno raccontato invece. E la provocazione di villaggio, quindi sono stato si arrabbia da questa cosa, da che tocca in punto d'onore, no? Ma noi siamo su 150 anni che ce le stanno dando addosso. E non su che IRS chiede a tutti i sardi che mettano in moto la storia. Noi chiediamo dare torra in mano le sorti del nostro destino, noi ce l'abbiamo, non gli altri. E ripartire. Dove stiamo andando? Verso la Repubblica Indipendente. Sarà, forse il mare sarà calmo, probabilmente ci saranno anche delle tempeste, però al posto di stare fermi in quest'isola, aspettare che qualcuno ci salvi, noi abbiamo fatto altre scelte. Noi ci stiamo costruendo un grandissimo vascello che deve portarci verso il mondo intero, verso l'Europa, ma questo vascello vogliamo che sia una società aperta, dove riporti qui le migliori intelligenze sarde e non sarde, che abbiano sensibilità, che abbiano passione verso questa terra, dove sia una terra di sperimentazioni nuove, moderne, dove si cerca una felicità più semplice, a volte anche una economia dolce,
Tutto questo ci fa uscire dalle nebbie di questa esistenza grigia, disperata che stiamo vivendo adesso, e finalmente abbiamo una traiettoria di senso. Noi siamo molto contenti della nostra esistenza, nonostante la crisi, nonostante tutte le situazioni che potremo citare, ma necessitano giorni di dibattito sulle Luca Rosa. Credo che stia tirando un vento nuovo per tutta la Sardegna, non solo per noi, per Irso, ma per tutti i sardi. E però la bellezza questa volta storica è che il vento sta tirando e sappiamo anche dove andare. Grazie.